Il Fogolar Furlan di Roma ha ospitato la prima proiezione fuori da docufilm Marco, la ultima bandiera, in collaborazione con Ent Friuli Tal Monte e Arlef. Dopo il saluto dal presidente dal Fogolar Enzo Annichiarico, il presidente dell'Ent Friuli Tal Monte Franco Jacopo ha sottolineato l'importanza delle iniziative per riflettere sull'identità furlane e l'issos di Idris. Eros Cisilino, presidente Arlef, ha presentato la figura di Marc di Morus, ultimo portabandiere da Stato patriarchiale di Aquilea, che si era opponuti dal 1420 a occupazione dal Friuli e delle bande di Vignesi. In gracis dal ritrovamento di un documento lungo di un restauro di Casaforte la Brunella Rivis d'Archian, queste pagine importanti di storia del Friuli gliela furde di smenti. A proiezione è intervenuto anche il regista Marco Fabro, che ha evidenziato i contributi di esperti, tanto che Franco Cardini, Alberto Travain, Flavia Maria De Witt, William Cisilino e Gianfrancesco Ellero.